'Tis the season. Watch out. Look around. Buongiorno e ben ritrovati in un appuntamento con A Voi la Linea. Con l'istituzione della zona rossa nei festivi e prefestivi per il periodo natalizio saranno rafforzati i controlli su tutto il territorio. Tutte le forze dell'ordine saranno impegnate nel far rispettare le regole in vigore. Ne abbiamo parlato con Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della Polizia di Stato. Da oggi siamo entrati in zona rossa e il periodo natalizio sarà in un mini lockdown per l'Italia, per questo verranno potenziati i controlli. Siamo con Raffaele Padrone, vice segretario dell'FSP Polizia di Stato. Allora Padrone, questi controlli intensificati certamente da oggi, in che modo? Sì, certamente i controlli sono stati indicati per queste giornate e chiaramente in particolare queste giornate di zona rossa. Ma al di là della zona rossa e dei controlli anti-Covid, come ricorda lo stesso capo della polizia, ci sono altre attività da svolgere. Chiaramente gli uomini delle forze dell'ordine sono impegnati anche nel controllo del territorio e quindi nelle attività normali del controllo del territorio. Quindi i controlli devono essere fatti con comprensione e devono essere fatti con buon senso. Queste sono state le parole del capo della polizia. Quindi è vero intensificare i controlli, ma farli veramente in maniera mirata. Non vogliamo passare per i vigili o gli sceriffi della situazione, vogliamo solo dare la possibilità a tutti, alle persone che possono e devono raggiungere i propri cari, di festeggiare, purché in maniera soft, un Natale in famiglia. Io dico è un Natale trincerato, come lo fu in guerra quando i tedeschi si diedero la mano ai nemici, però è sicuramente un Natale che deve portarci felicità. Ecco, c'è voglia comunque da parte delle persone di festeggiare il Natale. Ricordiamo quali sono le disposizioni, che cosa si potrà fare per andare dai parenti. Ma allora è consentito l'unico viaggio chiaramente di arrivo e di ritorno proprio alla propria abitazione, quello è ovviamente scontato. Possiamo muoverci con la famiglia, se abbiamo dei figli possiamo portare con noi e dobbiamo portare con noi i figli. Chiaramente il decreto parla di bambini sotto i 14 anni, però non siamo, ripeto, lì a controllare 14 o 15 anni o 16 anni, l'importante è che si vada in due persone, questo sì, dei propri familiari. E poi il coprifuoco naturalmente da rispettare, ristretto anche poi per il Capodanno, perché anche il Capodanno sarà un periodo molto attenzionato da parte delle forze dell'ordine. Sì, sarà un periodo forse molto più delicato, perché ricordiamo c'è la tradizione di usare i fuochi d'artificio, giochi empirici, e quindi sono situazioni un po' particolari. Guardate, quest'anno la contravvenzione è molto alta, si parla di 500 euro per lo scoppio di petardi, quindi al di là di tutto, ripeto, c'è ancora in gioco la salute, perché ci si può far male. Soprattutto per quanto riguarda la fine dell'anno, feste in casa che naturalmente saranno vietate, ecco, su questo però ci sarà un'attenzione particolare? Ma non c'è un'attenzione particolare, è la stessa che per queste giornate di Natale, vigilia di Natale, del Santo Stefano. Attenzione che però abbiamo notato e riscontrato che sono gli stessi vicini che ci chiamano, perché magari sentono confusione, hanno paura e chiamano le forze dell'ordine. In quel caso dobbiamo e abbiamo l'autorità di entrare nell'abitazione e fare i controlli dovuti. E allora buon Natale anche alle forze dell'ordine. Grazie soprattutto a voi di Telefriuli, grazie allo staff, a chi lavora dietro alla telecamera e chiaramente agli uomini delle forze dell'ordine, ripeto,
ai infermieri, ai medici, agli uomini della sanità, che anche loro, come le forze dell'ordine, sono in grave carenza di personale. Nella vigilia di Natale la Caritas diocesana di Udine ringrazia tutti i benefattori. La generosità di privati, cittadini, di ditte, aziende è stata grande. In questo difficile anno segnato dalla pandemia i friulani non hanno fatto mancare il loro sostegno a chi è nella difficoltà.